Inchiesta Mose, la Guardia di Finanza ha scoperto i fondi neri di Giancarlo Galan e di altri imprenditori veneti, dalla Svizzera a Panama alla Croazia, maxi sequestro da 12 milioni di euro. Crack delle banche venete, spulciando nel DEF si scopre che i fondi per il ristoro dei truffati sono stati dimezzati, la rabbia dei risparmiatori. L'ospedale civile di Venezia torna di primo livello, trovata la norma giuridica per evitare il declassamento, tra i punti cardine la presenza turistica e le migliaia di studenti e lavoratori. La rivolta delle amministrazioni venete di fronte al prelievo dal Fondo di solidarietà dei comuni per ripianare i debiti degli enti in dissesto, sdegno per i 12 miliardi a Roma. L'omicidio di Maria Arcamenella, freddata dall'ex marito a Musile di Piave, il PM ricorre in Cassazione contro la condanna a 20 anni puntando sui futili motivi, non fumera gelosia ma vendetta. Usare internet in sicurezza non è impresa facile, specie per gli adolescenti, studenti a Padova a lezione dalla polizia postale. Torna la neve sul Grappa, dove i fiocchi sono scesi dalla notte fino alla tarda mattinata e le previsioni non annunciano niente di buono per il Ponte delle Palme. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. In primo piano l'inchiesta sulle tangenti per il Mose. La Guardia di Finanza di Venezia ha scoperto i fondi neri di Giancarlo Galan e di imprenditori veneti con un maxi sequestro da 12 milioni di euro. Ma sentiamo i dettagli nel primo servizio. 12 milioni e 300 mila euro che sono stati oggi oggetto di sequestro e costituiscono il profitto del reato di riciclaggio e di esercizio abusivo dell'attività finanziaria. Abbiamo acquisito disponibilità finanziarie, quindi conti correnti, quote di società, immobili e autovetture. Tutto è iniziato dallo scandalo Mose. Il provvedimento è stato eseguito dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia su disposizione del GIP all'esito delle indagini di polizia giudiziaria dirette dalla Procura. Secondo la Finanza, i soldi derivano in parte dal reinvestimento all'estero dei proventi della corruzione realizzata dall'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan. Nella ricostruzione dei flussi finanziari relativi alle tangenti prese da Galan e accertate nel processo del Mose abbiamo ricostruito come parte di queste somme erano state intestate fittiziamente a uno studio commerciale di Padova e parte di queste confluite su conti svizzeri per poi approdare in un conto a Zagabria. 6 gli indagati, tra cui membri dello studio commercialista padovano, padre e figlio Penso, Venuti e la moglie. Parte della quota di una società che si chiama Adria Infrastrutture, oggetto di illecita d'azione nell'ambito del Mose, era stata intestata fittiziamente a uno studio commerciale di Padova e lo stesso studio commerciale aveva prestato propri strumenti finanziari e la propria consulenza per far confluire oltre 1,5 milioni su conti nella disponibilità dello studio in Svizzera e intestati a società panamensi e in paradisi fiscali per poi, come dicevo, farli confluire in Croazia. Durante le indagini finanziarie hanno fatto anche un'altra scoperta che vede al centro imprenditori, soprattutto veneti, e gli altri 2 indagati, Filippo Sammartino e Bruno De Boccard, professionisti svizzeri che avrebbero avuto il compito di tentare di occultare il denaro. Nel corso della perquisizione degli uffici di una società fiduciaria di un professionista svizzero abbiamo acquisito non soltanto le prove della intermediazione illecita nei confronti di Galan, ma anche che questi soggetti avevano nella disponibilità una lista di imprenditori veneti i quali si erano rivolti a costoro per schermare la loro disponibilità. I professionisti avevano quindi si erano rivolti al pubblico italiano, messo a disposizione questa intestazione fittizia relativa a società ubicate in Nicaragua, a Panama, alle Bahamas, a Curaçao, e tramite questa gli imprenditori continuavano a gestire somme, tanto è vero che parte degli investimenti effettuati sono stati utilizzati per acquistare immobili industriali nel Padovano e anche a Dubai. Schede ospedaliere a Palazzo Ferrofini, gli stati generali della sanità del Veneto, 2 giorni di audizioni della 5ª commissione per ridisegnare la sanità veneta. Buone notizie in arrivo per Venezia, sentiamo.
È una 2 giorni intensa quella che si sta vivendo a Venezia. A Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, si sta disegnando la nuova sanità del Veneto. Le affollatissime audizioni a porte chiuse della 5ª commissione consiliare sono una sorta di stati generali del settore. Partecipano tra gli altri tutti i direttori generali delle aziende sanitarie, i rappresentanti delle conferenze dei sindaci, l'ordine dei medici, i sindacati, lo IOV, le università di Padova e di Verona. Che sanità veneta uscirà da queste nuove schede? Ma una sanità veneta rafforzata con la parte tecnologica e innovativa. È chiaro che oggi dobbiamo riorganizzare in base, e ci ripetiamo, ai numeri e ai parametri del DM70 del 2015, in base a quelle che sono le esigenze, all'evoluzione che c'è stato nel campo sanitario e della medicina, e oggi ahimè anche un altro problema che noi dobbiamo affrontare è quello della carenza dei medici, perché questo, per garantire livelli essenziali di assistenza e salute, abbiamo bisogno del capitale umano, e sappiamo che oggi la questione della carenza dei medici è una questione di vera emergenza. Sulla possibilità di riprendere il servizio sono tra l'altro già arrivate in Regione le prime disponibilità di medici pronti a rientrare dalla pensione, ma le nuove schede ospedaliere non convincono tutti. È una sanità peggiore perché riduce i livelli di servizio e di assistenza nel territorio. Ci sono molti posti letto ospedalieri che scompaiono per diventare posti letto di strutture intermedie, ma non è la stessa cosa. Come stanno le cose ce lo stanno raccontando i cittadini, i comitati, ma anche i professionisti, i sindacati dei medici, le associazioni di volontariato. Su un aspetto invece c'è piena convergenza: il salvataggio dell'ospedale civile di Venezia dal declassamento ad ospedale di base, come prevederebbe una norma nazionale per le città con meno di 150.000 abitanti. Il Santi Giovanni e Paolo rimarrà presidio ospedaliero di primo livello. Il Presidente ha presentato una DDL, quindi una proposta normativa, martedì in Giunta, che va a recepire la specificità, la particolarità di Venezia, e quindi va a modificare il piano sociosanitario quando parla della rete hub spoke, e inserisce appunto l'ospedale civile di Venezia come ospedale di primo livello nella rete. Ed ora la rivolta delle amministrazioni trevigiane e venete di fronte al prelievo dal Fondo di solidarietà dei comuni per ripianare i debiti degli enti in dissesto, sdegno per i 12 miliardi destinati a Roma. C'è sempre la preoccupazione che le ragioni dei comuni che rispettano le regole, che si comportano bene, che sono virtuosi, non vengano rispettate, mentre vengano premiati sempre quelli che non le rispettano, che accumulano debito e che poi si trovano in difficoltà. Prelievo dal Fondo di solidarietà dei comuni per ripianare i bilanci degli enti locali in dissesto, amministrazioni di Casa Nostra in rivolta, e sul piatto non ci sono solo i 12 miliardi stanziati per il Comune di Roma, che hanno fatto trasalire i sindaci leghisti esplosi in commenti di ogni tipo sui social network. A Sant'Artemio l'associazione dei comuni ha riunito tecnici e amministratori per parlare del rischio di socializzazione, dice la Presidente Barazza, delle perdite. Devono essere introdotti dei meccanismi che una volta per tutte tengano in considerazione e non tocchino le risorse di coloro che hanno rispettato le regole. Questo non deve essere fatto. C'è una domanda di fondo. Siamo una repubblica dove tutti sono uguali, dove tutti siamo messi sullo stesso livello? Non credo. In Veneto il dissesto praticamente non esiste, lo ha rimarcato anche il governatore Luca Zaia in Commissione Questioni Regionali parlando di autonomia, ma in Sicilia interessa il 50% dei municipi, in Campania il 34%. Di fronte a questa oculatezza e attenzione dei nostri amministratori, sindaci, regione, amministrazione regionale eccetera, non può esserci che sdegno nel vedere che in alcune parti del territorio si continua a perpetuare questo tipo di soluzioni che sono quelli: arriverà qualcuno e pagherà il nostro debito, no? Non esiste che paghino i sindaci veneti o il territorio veneto debiti che vengono perpetuati ormai da decenni su territori ormai conosciuti. Coloro i quali hanno creato un buco importante hanno la possibilità di ripianarlo con piani di rientro territoriali. Emblematico il caso di Roma. È stato un fulmine a ciel sereno, perché andare a pescare dal Fondo di solidarietà per aiutare altri comuni, questo un po' lascia ferite a noi, perché
Già facendo i sindaci non è facile e non ci mettiamo nessuna medaglia sul petto, ma bensì sono solo cicatrici. Se poi addirittura facciamo di tutto per essere virtuosi, per rispettare i pareggi di bilancio, e questo poi fa venire il mal di pancia ai cittadini perché non vedo opere sul territorio, e poi ci arriva anche questa ennesima mazzata, non è simpatico. Se lo Stato vuol in qualche modo aiutare Roma, non si venga a pescare in quel fondo che è fatto delle risorse di tutti i comuni. Usare internet in sicurezza non è impresa facile, specie per i giovani adolescenti. Le insidie vengono anche dagli sconosciuti che cercano di ricattare le persone più fragili. Ecco allora i consigli della Polizia Postale. Pollice operativo ma cervello non sempre attivo. I nostri giovani, così abili a usare gli smartphone e a comunicare in fretta con amici e conoscenti, a volte sono invece fragili, vulnerabili e a rischio. La Polizia Postale sta incontrando migliaia di studenti per metterli al corrente dei pericoli della rete e dei social. In Prato della Valle, a bordo di un'aula didattica mobile, gli agenti hanno parlato di sicurezza informatica, due i pericoli principali. Il non riconoscimento di ciò che è reale e di ciò che è virtuale se si naviga 24 ore su 24, e poi il conoscere persone che si pensano essere coetanee e che poi in realtà magari sono adulti e che tutto vogliono tranne che parlare in termini ludici con noi. Non si tratta di demonizzare i telefoni, lo dice anche il campione di rugby Mauro Bergamasco ai ragazzi. Fondamentale il ruolo delle famiglie, a cui confidare ogni sospetto, ogni dubbio, ogni paura, e poi rivolgersi alla polizia. I ragazzi devono fare attenzione a non criminalizzare i telefoni assolutamente, ma usarlo in maniera seria e responsabile, e confrontarsi sempre con i genitori e con le forze dell'ordine, è indispensabile. Proteggere computer e telefoni cellulari, non usare password troppo semplici o corte, cambiarle spesso, e soprattutto non dare confidenza a chi non si conosce. Guai condividere dati personali, tantomeno fotografie. Un esempio: una ragazzina mette in rete qualche foto bella, viene contattata da uno sconosciuto che riesce a farsi dare il numero di telefono, e da un messaggio WhatsApp si passa a un vero e proprio ricatto psicologico. Non serve un controllo materiale sui nostri figli. Prima di dare in mano ad un ragazzo uno strumento informatico bisogna conoscerlo, e per conoscerlo bisogna anche conoscere quelle che sono le applicazioni che sono scaricate sul cellulare, perché oggi le applicazioni parlano tra di loro, WhatsApp, Instagram, profili aperti, foto che vengono messe. Ricordiamoci che un 14enne che si sente forte in rete, sicuro di sé, inattaccabile, poi nella vita reale si trova ad affrontare difficoltà e insidie inaspettate. E continuiamo a parlare di giovani con l'allarme delle baby gang a Venezia e Mestre. Dopo la convocazione dei genitori da parte del prefetto interviene l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan. Chiederò al prefetto di darmi una restituzione delle scuole dove questi ragazzi stanno andando, e sarà mia cura intervenire nei confronti dei dirigenti scolastici per chiedere loro una certa attenzione e anche qualche punizione. I componenti delle baby gang che hanno terrorizzato Venezia e Mestre iniziano ad avere un nome e un cognome. In 27 sono stati identificati dalla polizia. Le indagini ora intendono appurare le singole responsabilità. Il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, intanto intende convocare i genitori per capire il contesto nel quale è maturato un fenomeno che ha scioccato la città. Se sono fino ai 16 anni, tra i 16 e i 18, verosimilmente stanno andando a scuola, quindi il problema mi riguarda anche come assessore all'istruzione. Io plaudo all'iniziativa del prefetto, perché chiamare i genitori vuol dire anche mettere i genitori di fronte alle responsabilità. I genitori spesso dicono non è mio figlio, ma magari in buona fede, però un po' più di conoscenza del proprio figlio, della propria creatura deve esserci. Cosa fa con quel telefonino, conosciamo i suoi amici, sappiamo dove naviga in rete. Forse ai giovani è stata concessa una libertà che non sempre è ben utilizzata, ma non carichiamo le scuole, dice Donazzan, di troppe responsabilità che vanno anche divise con le famiglie. Non è più nemmeno un problema di classe sociale, c'è la noia, c'è tanto uso di droga. Sapete che sul tema della droga io sto chiedendo che ci siano addirittura i test obbligatori per i ragazzi, perché far prendere loro paura, farli preoccupare delle loro scelte oggi li salverà per domani. Bisogna educarli questi ragazzi, ma ha detto il sindaco Brugnaro, arriverà anche la bastonata oltre alla parola. Io non so se il bastone può servire, ma se dovesse servire ben venga anche il bastone.
Crack delle banche venete, spulciando nel DEF si scopre che i fondi per il ristoro dei risparmiatori truffati sono stati dimezzati, la rabbia dei risparmiatori. Sentiamo il servizio che arriva dalla nostra redazione di Vicenza. Odissea dei tempi moderni. Oggi il DEF, come un fulmine a ciel sereno, è deflagrante. A pagina 128 il documento prevede che del 1,5 miliardi di euro destinati ai risparmiatori rimarrà la metà, 750 milioni. Senza parole è la reazione delle vittime del crack delle popolari venete, un vulcano che si carica e che presto potrebbe esplodere. E dire che solo lunedì il Premier aveva convocato a Roma i risparmiatori per proporre un accordo messo ai voti. 17 associazioni su 19 avevano detto sì. Il giorno dopo il governo doveva varare la norma e a seguire i decreti attuativi in modo da procedere in tempi brevissimi con i risarcimenti, ma si è bloccato tutto. A questo punto restano tante domande e poche risposte. Perché il Premier ha convocato a Roma i risparmiatori per proporgli un piano e poi, una volta incassata l'approvazione della maggioranza, non se n'è fatto più niente? Allora il giretto a Roma a che è servito? È servito a perdere tempo ancora, perché tutti hanno fatto perdere tempo e la gente non ha tempo e i soldi se ne vanno. I soldi se ne vanno, bisognerebbe far partire i risarcimenti, ma Di Maio continua a sostenere che se non si concorda il metodo con i risparmiatori non se ne fa nulla, eppure l'accordo c'è già, con il voto favorevole di 17 associazioni su 19, a meno che Di Maio non voglia l'unanimità. In tal caso, le due associazioni che si sono opposte all'accordo, secondo il Movimento 5 Stelle, hanno il diritto di veto? Dov'è la democrazia? Dov'è il cambiamento? Dov'è il cambiamento? Intanto, a forza di attendere, restano 75 milioni per il 2019, 325 per l'anno prossimo e 425 per il 2021. Ma tutto è bloccato finché non si trova la formula magica, con il Movimento 5 Stelle che continua a insistere sul risarcimento diretto a tutti, senza distinzioni, pur sapendo che l'arbitrato serve a distinguere chi è stato truffato e chi no, e che l'Europa ha già dato il via libera ai ristori senza arbitrato per il 90% dei risparmiatori, ossia per chi abbia un reddito fino ai 35.000 euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100.000 euro. Perché perdere altro tempo? Lo stesso Salvini, di fronte a queste frenate, sembra molto irritato. Hai messo 1,5 miliardi a bilancio, se non lo usi, cosa l'hai messo a bilancio a fare? Quindi conto che il Presidente del Consiglio ha detto faccio io, faccia. Così parlò Salvini venerdì. A una settimana di distanza, se possibile, è stato fatto addirittura un passo indietro, con soltanto 2 associazioni che dicono no all'accordo, con Di Maio che frena e con il DEF che ha dimezzato le risorse per i risarcimenti. Lo dicevamo all'inizio, odissea dei tempi moderni. Per caso vi state chiedendo di chi sia la colpa? Ma di Odisseo, naturalmente. Sì, Odisseo, che significa nessuno. Fondo per i risparmiatori dimezzato, dunque sentiamo a tale proposito il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Di male in peggio questa tragedia dei risparmiatori truffati dalle banche. Domenica scorsa era stato raggiunto un accordo, come avevamo riferito, con il ministro Tria, e la soluzione era quella del doppio binario: subito i soldi ai truffati che hanno un reddito di 35.000 euro e un patrimonio non superiore ai 100.000, patrimonio mobiliare non superiore ai 100.000 euro, e per tutti gli altri un arbitrato per decidere di caso in caso. Questa era la linea che aveva vinto. Insorgono 2 delle 17 associazioni che non hanno firmato questo accordo. Di Maio prende subito le parti di una di queste associazioni in particolare, dice che se non c'è l'accordo di tutte le associazioni non si va da nessuna parte, salta tutto, addirittura ha detto il vicepresidente del Consiglio, ministro dello sviluppo economico, e siamo finiti, diciamo, dalla padella
nella brace, perché nel frattempo cosa è successo? Nelle more il fondo da 1 miliardo e 500 milioni è stato dimezzato e ovviamente i tempi a questo punto si allungano, perché è una situazione di nuovo di stallo con Salvini che non sa bene cosa fare, che comunque non è d'accordo con il ministro Tria, che però vuole dare i soldi a tutti, insomma come al solito una vicenda meramente politica, uno scontro tra il ministro Tria e questi due vice premier, e chi ci va di mezzo sono i disperati, le persone che hanno perso tutto, 210.000 risparmiatori che speravano in una conclusione positiva di questa catastrofe. Per le beghe politiche, per questioni di puntiglio, per ripicche, per personalismi, per i soliti protagonismi che vediamo tra i due Dioscuri in questi ultimi anni, salta l'accordo e queste persone finiscono nuovamente sul lastrico, sono senza soldi, sono senza risorse, sono alla disperazione. Cosa facciamo? Prendiamo i 12 milioni sequestrati, trovati, il tesoretto di Galan dalle tangenti del Mose e li diamo loro? Trovino queste risorse, ci sono le risorse, lo dice sempre Patrizio Miatello nelle nostre trasmissioni, e ristorino queste persone che sono state imbrogliate, ingannate dai vertici delle banche più importanti del Veneto, che hanno diritto di riavere quanto hanno perso, quanto è stato loro sottratto. Anche il presidente Zaia, che giustamente si tiene al di fuori di questa mischia, dica la sua, intervenga perché queste persone vengano salvate. Pubblicità, ora linea alla regia, tra poco. Pasqua. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Ora l'omicidio di Mariarca Menella, coltellata dall'ex marito condannato a 20 anni. Il PM presenta ricorso. È stata impugnata in Cassazione la sentenza di primo grado che ha condannato a 20 anni con rito abbreviato Antonio Ascione, il pizzaiolo originario di Torre del Greco, che il 23 luglio 2017 a Musile di Piave ha ucciso a coltellate l'ex moglie Mariarchetta Mennella, detta Mariarca. L'hanno reso noto i familiari della vittima assistiti da Studio 3A. Il ricorso alla Suprema Corte da parte del PM in Cardona è motivato dal fatto che la sentenza con rito abbreviato, pronunciata nell'ottobre 2018 dal giudice, preclude l'istanza alla Corte d'Appello in secondo grado. Berardi ha appellato la sentenza presso la Corte d'Appello, ma solo ai fini civili. In sede penale il ricorso è stato invece presentato dal difensore di Ascione. Nel ricorso il PM punta sull'aggravante dei futili motivi, non riconosciuta invece dal giudice, che ha determinato così la riduzione di pena rispetto all'ergastolo richiesto. Quella di Ascione non sarebbe gelosia cieca e ordinaria come ritenuto dal giudice, ma punitiva. In particolare viene definito un soggetto che ha considerato la vittima un oggetto di sua proprietà e che si è perciò sentito in diritto di controllarne ossessivamente la vita e di punirla uccidendola per la sua insubordinazione. Di qui la richiesta alla Cassazione di annullare la sentenza nel punto in cui nega la circostanza aggravante. Torniamo a parlare del tempo, perché con questo freddo inaspettato è tornata la neve sul Monte Grappa e le previsioni non annunciano nulla di buono per la Domenica delle Palme. Il massiccio del Grappa proprio non ne vuole sapere di togliersi di dosso quel mantello bianco che divide l'inverno dalla bella stagione. E puntualmente, con la perturbazione quaresimale in transito anche sul Veneto, è arrivata la spolverata di qualche centimetro a Cima Grappa. Gli appassionati non si sono lasciati sfuggire l'occasione di godersi la nevicata dal rifugio Bassano con un divertente risvolto social. Siamo in diretta da Cima Grappa, dove la situazione è un po' al limite, anche se si alternano fasi di pioggia mista neve e a tratti neve anche abbastanza buona, però la temperatura appunto è leggermente positiva, siamo tra i più 0,5 e i più 1, quindi proprio al limite. Spulciando negli annali, comunque, una nevicata a metà aprile non è affatto rara sul Grappa e le previsioni annunciano altre fioccate nel fine settimana e nei giorni successivi. Resta il fatto che questa imbiancata non incide in alcun modo sul magro raccolto di precipitazioni nevose di un inverno molto avaro da questo punto di vista. Non ci rimane che scherzarci sopra. C'è da dire comunque che avere neve per tutto l'inverno 2018-2019 o sappiamo come che vedremo. Col binocolo!
Ed è tutto per questa edizione, vi ricordo 20:10, subito dopo i TG, ospiti in studio Paolino Barbiero, segretario dello SPCGIL di Treviso, e Irene Bolzon dell'Istresco. Si parlerà di resistenza. Vi lascio come sempre al termine del telegiornale alle previsioni del tempo con il meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Quella di venerdì 12 aprile sarà una giornata ancora determinata da un tempo lievemente instabile sulle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso con qualche precipitazione possibile un po' dappertutto, ma generalmente di debole intensità. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 7 e 9 gradi, massime in ulteriore lieve calo, oscillanti tra 11 e 14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il cielo sarà nuvoloso ma più asciutto, al mattino col passare delle ore non si esclude qualche rovescio, specie sui settori centro-meridionali. Temperature minime tra 6 e 8 gradi, massime in diminuzione, comprese tra 10 e 13 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, cielo coperto su tutto il territorio regionale con precipitazioni più probabili sui settori meridionali, più asciutto invece altrove. Temperature minime tra 8 e 9 gradi, massime decisamente più fresche sui 13 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.